Siamo con Cristiano Corazzari, assessore regionale alla cultura per la Regione Veneto. Qual è l'importanza di questa iniziativa per questo territorio e per la provincia? Si tratta di una di quelle iniziative che mettono insieme il nostro territorio, che cercano di fare rete tra i luoghi più belli ed evocativi di questo Polesine che ha tanto da offrire, tanto da raccontare, e lo fa attraverso lo spettacolo dal vivo, il teatro di strada, il teatro legato alla tradizione del circo. Quindi 8 comuni saranno visitati, 8 luoghi iconici, le nostre piazze e le nostre ville della Polesine, e sarà una bella occasione per dare vita e dare offerta culturale al nostro territorio con naturalmente un altissimo livello di qualità, e questo ci è garantito dalla partecipazione e collaborazione con Arteven, la provincia di Rovigo, naturalmente la Regione del Veneto, che coordina questi progetti come progetti di rete che riescono anche a massimizzare le risorse per fare anche nei piccoli comuni grandi eventi. Oggi a Palazzo Celio a Rovigo la presentazione del Teatro Siete Voi. Siamo con Irene Lissadrin, direttore artistico dell'edizione. Quali saranno le novità di quest'anno e in cosa consisterà questa edizione? Allora, siamo alla 5ª edizione del Teatro Siete Voi, questa è la parte estiva perché il Teatro Siete Voi è articolato anche una parte autunnale, la parte estiva è sempre caratterizzata da spettacoli nelle piazze e nei giardini, in modo che il teatro e il circoteatro, soprattutto quest'anno, sia un momento di grande socialità, di condivisione della risata, di grande empatia tra tutti i presenti. Il nostro focus sono sempre i bambini, però questa volta abbiamo voluto allargare, proponiamo degli spettacoli che piacciono sì ai bambini, ma sono adatti ed indicati anche per i grandi, per tutti i bambini che sono dentro ogni adulto. Abbiamo degli spettacoli, 9 spettacoli di circo-teatro che attraversano 8 comuni della provincia, sono spettacoli bellissimi, uno diverso dall'altro, ogni spettacolo può proporre magie diverse. Ovviamente parlando di circo-teatro abbiamo delle tecniche circensi, da una parte abbiamo i clown, dall'altra parte abbiamo i comici, dall'altra parte abbiamo gli acrobati dall'altra parte abbiamo i maghi delle bolle, insomma abbiamo anche quest'anno la grandissima novità è l'artista di fuoco. Abbiamo una compagnia messicana che ci porta proprio il rituale degli azzecchi, il ritual de fuego, e questa cosa succederà a Costa. Però abbiamo anche l'altra grandissima novità, è che finalmente per noi è una grande gioia di arrivare in questo posto dalla scenografia incredibile, ed è Villa Badoera. Proprio a Villa Badoera Fratta noi porteremo uno spettacolo di commedia dell'arte pura, le radici del teatro attraverso il Furiosamente Orlando, anche questo per tutti. Siamo davvero entusiasti di andare in questa scenografia che rappresenta la storia, l'architettura e l'arte in generale a livello internazionale.